Costo delle bollette più che raddoppiato in appena 4 mesi tra energia elettrica e gas, cui si somma l'aumento del prezzo delle materie prime, dall'anno scorso a loro volta più che raddoppiate. È la situazione di molte aziende, tra cui la Gardiplast, impresa di Scorzè nel Veneziano che si occupa di stampaggio di materie plastiche, tra cui materiali d'arredamento, macchine da bar, accessori per il settore ospedaliero. Gli aumenti sono stati importantissimi, oltre del doppio, e sono arrivati veloci a settembre e questo ci ha sballato tutti i nostri conti, anche i programmi di investimento, perché alla fin fine noi siamo terzisti sul mercato, abbiamo degli impegni con i nostri clienti e questo aumento purtroppo ci fa rivedere tutti i nostri conti. L'azienda, oltre una ventina di dipendenti, ha dovuto trovare una serie di contromisure per attenuare gli aumenti e non farli ricadere sui propri clienti, che si trovano tuttavia a dover pagare il 15% in più. Abbiamo deciso di inserire il turno notturno dal lunedì fino al sabato mezzogiorno, in modo che tutti i nostri macchinari possano lavorare 24 ore al giorno e non avere più le accensioni, i spegnimenti che impattano sui consumi dell'energia. Sarà dal 5 all'8%, però pensiamo che almeno in questo momento anche questo possa aiutare il mercato e i nostri clienti.